Ciao a tutti, bentornati in un video escursionistico che finalmente torno a fare. Oggi sono qui, come avete visto, in località Campo Muleto per andare a vedere un posto che mi aveva consigliato Carlo, un uomo che ho conosciuto qui in un bar a Gaglio quest'inverno, e mi aveva dato questa dritta riguardo il labirinto del Brustolà, che oggi finalmente sono venuto a vedere per togliermi questa curiosità. Direi che è tempo di partire. Vedete, dopo pochissimi metri dall'ingresso del rifugio Campo Muleto, lungo la strada asfaltata, vediamo sulla sinistra, questo è l'unico cartello che si vede, con indicazione Fiara, sentiero 850, 25 minuti. Guardate, già qui subito si intravedono delle belle gallerie. Sentiero che adesso si inerpica nel bosco, almeno si sta freschi. Penso proprio, con un sorriso, di essere arrivato. Bene, vedete, salendo dal sentiero qui che ho fatto nel bosco, dopo 20 minuti precisi, sono partito alle 8:36, sono arrivato alle 8:56. Seguitemi, andiamo insieme a vedere questo labirinto. Ecco, vedete, non tantissimo visibili, ma ci sono dei pallini blu che indicano il sentiero. Attenti a dove mettete i piedi perché sembra proprio il classico terreno da vipere. Bene, adesso entreremo dentro questa fessura in cui leggevo che chi soffre di claustrofobia è meglio non si avventuri. Ed effettivamente è bella strattina. Tocca strisciare lato per lato. Tra l'altro devo dire che si sta magnificamente all'interno di queste rocce, veramente c'è un'arietta che non ho mai sentito lungo tutto il percorso, neanche in mezzo al bosco. Eccezionale, quello che ci voleva dopo settimane, se non mesi ormai, di caldo assurdo in pianura. Assurdo pensare che questo labirinto è stato fatto da madre natura, e qui siamo in territorio carsico in cui siamo proprio nel regno delle grotte, delle caverne, dei labirinti altopiano doc in questo senso. Il labirinto del Brustolà sia così poco frequentato proprio per il motivo che ha tutti questi passaggi stretti, e già comunque chi ha claustrofobia deve accantonare assolutamente l'idea. Non è assolutamente pubblicizzato, non c'è nessuna indicazione che lo indica, bisogna proprio andare a cercarlo o comunque parlare con le persone di dintorni. Anche se è un posto di nicchia, lo mostro così intanto, anche se appunto non verrete a farlo, intanto avrete la possibilità di vederlo comodamente da casa. E devo dire che adesso, essendo qui fisicamente, è proprio un posto che ha meritato di essere visto e sta meritando, e non sono ancora arrivato alla fine. Labirinto che viene anche definito il fratello minore dei castelloni, perché effettivamente il principio è lo stesso, solo che appunto è in versione miniatura, molto più stretto, devo dire. Bel passaggio sotto a roccia. Mamma che bello qua, che bello. Dalla quantità di ragnatele che c'è, penso sia passato un po' di tempo da quando l'ultima persona è passata. Guardate intanto che zona molto particolare. Qui c'è una via alternativa col pallino.
Però anche qui c'è, mamma mia, bello! Guardate che canyon alto, non riesco neanche a farlo entrare in camera, adesso vi giro lo schermo. Guardate che spettacolare, altissimo veramente. Allora il pallino qua mi indica di uscire da questa parte, però sono troppo curioso di andare a vedere qua davanti, vedere cosa si nasconde, visto che il sentiero è anche più largo di prima. Qui siamo fuori dal sentiero segnalato, diciamo. Ero curioso di andare a vedere cosa c'era qui davanti. Anzi no, prosegue. Mamma mia, inquietante qui. Torno indietro che è meglio. Bellissima però questa zona, questi 100 metri circa oltre il sentiero da percorrere. Mi hanno donato le visioni di questa meraviglia altissima che non avrei visto. Ecco qui, tornato al punto con il sentiero segnalato, adesso ritorniamo sulla retta via. Ecco qui, avevo perso questo pallino. Bisogna proprio stare attentissimi perché qui è un attimo sbagliare via. Per carità non ci sono particolari rischi, però si rischia di fare strada a vuoto. Molto molto bello e affascinante comunque. Attenti a ragni, insetti, che me ne è appena dato uno nell'occhio, vipere, perché qui si sta molto vicino alla roccia, quindi portate via un anti-insetti, un repellente, e per le vipere occhi aperti. Sì, qui si va un po' a sentimento e sì, qui tipo c'è un bollino ormai quasi scomparso. Dicevo, si va un po' a sentimento, guardando un po' anche il calpestio di chi è passato prima di noi. Attenzione perché è un po' tra inghiottitoi e passaggi alti, bisogna un attimo fare un po' di attenzione. Infatti anch'io sto capendo un po' passo dopo passo dove andare. Pallino. Diciamo che il sentiero è poco intuitivo, è dato un altro pallino, ecco qui adesso sì, ce ne sono una quantità maggiore. Non è moltissimo intuitivo perché ci sono dei vari calpestii, probabilmente chi conosce bene la zona o prende delle deviazioni dei sentieri alternativi. Mamma mia quanti inghiottitoi, però fa impressione a dove si mettono i piedi. Ecco qui adesso il sentiero è, vedete, molto migliore. Non pensavo, ma si ritorna a scendere all'interno di un canyon. Devo ammettervi comunque che è un panorama mozzafiato a dir poco, perché boh, adesso qui si è creato anche un passaggio più largo, ci sono alcune grotte più grandi scavate dall'uomo, penso in epoca bellica, guardate appunto anche qui una seconda, veramente qualcosa di incredibile. Qui c'è un bivio, allora qua vado ad esclusione, la vedo dura riuscire a passare, veramente strettissimo. Qui c'è una seconda via in cui però non vedo il pallino blu, ma solo questo arancio, diciamo. Proviamo a proseguire.
va a restringersi di traverso anche questo da un lato. Probabilmente qua dovete appoggiare la mano destra sulla roccia. Ecco il pallino blu. Guardate che roba, ma che razza di zona ho scoperto oggi. Veramente tutto spaccato, tutta roccia viva e un minimo di vegetazione proprio. Bellissimo. Bollini doppi, impossibile sbagliare, però per salire ci vuole un po' di zampa, nel senso zampa nella roccia. Alla faccia, oh, razza di percorso, altro che il fratello minore dei Castelloni. Riesce a tenere la testa, caspita. Attenzione anche qui a scendere, tutto massi così. Anche qui sotto adesso mi inventerò una via per scendere bene. C'è anche una scalinata qui. Adesso mi sa che siamo veramente alla fine del labirinto, infatti ho paura che quella scalinata fosse come l'ingresso reale, vero e proprio, al Brustolà. Discesona qui per fare il ritorno, quindi appunto vi consiglio a maggior ragione la strada che ho fatto io di qua, così appunto avrete il pendio più ripido al ritorno in discesa. Ecco, adesso scendendo da una laterale su a sinistra sono arrivato proprio sopra il rifugio Campo Muleto. Qui sotto c'è la strada. Qui adesso il sentiero mi ricondurrà al bivio che stamattina ho fatto in salita. Qui, come vi dicevo, io sono andato in su e adesso proprio in questo momento ho compiuto l'anello. Bene, direi che il miglior posto di qua all'ombra per fare video chiusura non c'è e si sta veramente da Dio qui. E comunque, sintetizzando in numeri il bellissimo percorso fatto stamattina, tutto l'anello che ho percorso siano solo 1,4 km, neanche 1,5 km. 150 metri di livello sono plausibili. Avete visto il labirinto, veramente una sorpresa, una delle sorprese più incredibili che abbia mai fatto. Beh, questo già era un posto di nicchia di suo, ma la sorpresa che si è aperta una volta andato a percorrerlo veramente è stato, cioè, me lo immaginavo veramente un segmentino, un terzo forse di quello che ho fatto, invece una roba che mi ha lasciato senza parole, anche più tecnico del previsto, dislivelli, salti, rocce da attraversare, bellissimo veramente. Attenzione appunto che non è per tutti, nel senso che bisogna usare mani e chi è claustrofobico non lo consiglio assolutamente, anche per i passaggi sotto rocce in alcuni punti. Per scappare dal caldo della pianura è un bel diversivo. Non ho trovato anima viva lungo tutto il percorso di labirinti, solo qui nei pressi di Campo Muleto ho trovato qualcuno. Quindi qui da Campo Muleto io vi saluto e vi rimando al prossimo itinerario.